Una coperta di sogni per ricoprire Piazza Cavour a Favara. Ecco il progetto proposto su Facebook e sul blog Vane Made da Vanessa Castronovo. Il progetto, sostenuto dalla Farm Cultural Park di Favara, consiste nella realizzazione di una coperta unendo pezzi di stoffa inviati dai cittadini e su cui si dovranno scrivere frasi, sogni e aspirazioni. Su di un pezzo di tessuto colorato di 50 x 50 cm di dimensione occorre scrivere sopra con un pennarello indelebile qual è il proprio sogno, desiderio o speranza per il futuro. Le pezze sono attese a Favara presso la sede della Farm in cortile Bentivegna o consegnate personalmente. La mega coperta, una volta realizzata, sarà poi, con l'aiuto degli sponsor, regalata in trapunte ai bisognosi. Ascoltiamo la stessa Vanessa Castronovo. A Favara è imminente la manifestazione Una coperta di sogni. Vanessa Castronovo spiega i dettagli. Allora, si tratta di una iniziativa che ho pensato io, che è stata adottata subito dalla Farm Cultural Park nella persona di Florinda Saieva, la moglie del notaio Andrea Bartoli. Cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa appunto che abbiamo deciso di adottare per dare anche un segnale positivo alla cittadinanza. Quello che vogliamo fare è raccogliere circa 6.000 pezzi di tessuto della dimensione di 50 cm x 50 cm, sulla quale ogni cittadino, ogni persona che vuole partecipare dovrà scrivere il proprio sogno e il proprio desiderio. Dopodiché ne faremo una coperta grande quanto tutta la piazza Cavour, con cui la ricopriremo. Da qui appunto il nome, Una coperta di sogni. Ecco, quando si svolgerà la manifestazione Una coperta di sogni? Non abbiamo ancora una data certa, perché prima cercheremo di raccogliere più pezzi possibili. Ce ne servono circa 6.000, quindi il numero è abbastanza consistente. Non appena avremo un numero cospicuo di pezze, ci organizzeremo io e altre cucitrici volontarie, e lì poi decideremo una data. Approssimativamente speriamo prima del tempo delle piogge, prima dell'autunno. Come bisogna procedere? Bisogna inviare delle pezze ad un indirizzo. Allora, bisogna o venire a consegnare direttamente le pezze alla sede della Farm Cultural Park a Favara, in cortile Bentivegna, oppure inviarle sempre alla sede della Farm via posta. Voi trovate tutte le indicazioni, tutto ciò che vi serve per partecipare sul mio blog personale VaneMade, quindi vane-made.blogspot.it, oppure sulla pagina fan sempre di VaneMade, VaneMade, lo trovate su Facebook. Lì trovate qualsiasi tipo di informazione che vi possa essere utile allo scopo. Ovviamente il significato manifesto della iniziativa è l'aggregazione e anche la partecipazione. Esatto, sì, quello che vogliamo fare è cercare di riunire, visto che i tempi sono un po' così particolari, sono tempi di crisi, cioè chi è scoraggiato, quello che vogliamo fare è cercare di dare questo senso di unione per dire insieme ce la possiamo fare, c'è ancora una speranza. Quello che vorremmo fare poi alla fine, quando avremo tutte le pezze, avremo completato la coperta, quindi la manifestazione arriverà alla fine, al termine, è di non buttare assolutamente tutto quello che abbiamo raccolto, ma di trasformarle in trapunte tramite aiuto di sponsor, di chi voglia partecipare, da regalare poi, vediamo, enti benefici o chi ne abbia bisogno, comunque bisognosi.